Quando Bruno, anni fa, ma forse anche a Collinas, è stata protagonista di Collinas, di tante invenzioni nel ballo sardo, ovviamente senza far perdere il passo ai ballerini. Lui mi canta, dove io non manco a Bruno, metto te fende, ma questo è balzato, diciamo che quelle cose che lui fece in quegli anni un po' li hanno un po' scoppiazzate tutti, insomma. Ora è diventata innovazione, moderna per i giovani, però forse si può crescere che è stata inventata adesso. Però lui non si scoraggia e sta continuando ad inventare delle cose perché deve superarsi, io lo conosco, io lo vedo, deve sfogare ancora oggi, quindi siccome che io con Eliseo abbiamo suonato una concordia per par condicio, anche la famiglia Camed è giusto che faccia una concordia insieme, io non so cosa ci facciano sentire, tradizionale, a Ciottausia, dai suonate, vediamo cosa ne esce fuori.
magistrale, sono quei pezzi che non sentiremo mai più, neanche noi e forse neanche lui, perché sono veramente mi aspettavo tutt'altro, invece ha eseguito una cosa che non avevo mai sentito. Bravo, era un po' di mediana pipì a mediana asciutta, poi c'era un po' di Arabia esaurita, insomma. Allora, adesso abbiamo girato un po' il centro Sardegna, il Campidano con le danze, andiamo in Gallura, anche loro hanno un ballo tipico che si chiama Scottis. Dicono che i primi Novecento, quando degli emigrati di Olbia e zona di Olbia andarono in Scozia, al rientro, non so, importarono, ecco, impararono questo tipo di ballo e lo misero un po' a disposizione del popolo. Adesso è diventato un ballo tipico della Gallura, insomma, Bassa Cutena, Luogo Santo, Telti. Per la sagra del Mirto abbiamo suonato a Telti quest'anno, non si poteva ballare, era una situazione tipo questa. Ad un certo punto abbiamo eseguito lo Scottis e non ce l'hanno fatta, e sono usciti e hanno rotto un po' le righe e hanno ballato lo Scottis perché era proprio un ballo loro. Non è successo niente, non restare nessuno. Allora, Scottis in una versione Concordias.